Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi e quanta gente ci sta. Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora stasera dobbiamo fare veramente ammenda perché siamo stati ingenerosi e non abbiamo riconosciuto l'oggettivo, conclamato, debordante a questo punto talento di Elly Schlein. No, non talento riferito alla politica, non circola abbastanza alcol nemmeno nella redazione di Radio Libertà per sostenere questa tesi, ma indubbiamente talento cabarettistico, cioè un talento di comicità pura proprio Elly, e noi lo avevamo sottovalutato perché ancora presi, come dire, a inserirla nel racconto della politica. No ragazzi, ma questo è cabaret puro, cioè altro che Zelig, è veramente comicità ai suoi massimi livelli, e quindi mi sembra giusto anche venerdì sera rallegarci un po' e ve la rigiro. Ha detto la segretaria del PD, ospite all'Arena di Repubblica al Salone del Libro di Torino, diciamo legittimamente non esattamente un contenitore che mira a metterla in difficoltà, e forse proprio per quello si è valorizzato al massimo il talento comico. La cultura è fondamentale, abbiamo ampie immagini di miglioramento. Sì, grazie, questo l'avevamo, anche noi avevamo intuito che il momento delle patrie lettere e dell'arte cinematografica italiana non fosse proprio ai suoi massimi livelli. Ma attenzione, perché lì era ancora una coda politica, ora siamo nel terreno della comicità pura. Il governo in questi anni non ha dato alla cultura la priorità e la vive come un luogo da occupare per spartire posti di potere e poltrone agli amici e ai fedelissimi. No, ma è meraviglioso. Cioè la leader del principale partito della sinistra italiana dice che il governo vive la cultura come luogo da occupare per spartire posti di potere agli amici, cioè l'erede di quella tradizione che ha proprio teorizzato il fatto che la cultura fosse il luogo di occupazione politica e ai bei tempi di diciamo luogo di incubazione dell'egemonia culturale. Cioè c'è un signore che si chiama Antonio Gramsci, non so se hanno avvisato Elly, lei sarebbe l'erede sulla carta di quella tradizione, che lo ha proprio teorizzato, no? Le case matte culturali da occupare, poi questa cosa, erano i tempi, come dire, tragici, diciamo, del Partito Comunista. Nei tempi poi comici del PD, del wokismo e del luogo comunismo invece del comunismo, è diventato amichettismo, no? Ma conclamato, cioè, come dire, è cronaca degli ultimi anni, no? Il fatto che un certo milieu progressista ha vissuto la cultura, il cinema, le lettere, gli incarichi come luogo di in cui paracadutare, no? Gli amichetti, neanche gli amici. Mi sento di offendervi solo a ricordarvelo. Elly oggi tuona contro il governo di destra che occupa la cultura. Ragazzi, è meraviglioso, ma andiamo avanti. Noi da tempo insistiamo per fare una riforma della RAI che la liberi definitivamente dall'influenza dei partiti. No, dai Elly, no, però obiettivamente, ma quanti anni ha governato il PD e come si è relazionato alla RAI, come l'ha vissuta, e anche lì c'è tutta una tradizione storica anche della Prima Repubblica, no? Nella quale la sinistra ha incarnato proprio il servizio pubblico come luogo di spartizione, addirittura da Manuale Cencelli in giù, insomma, no? Ma lei oggi dice che vuole liberare la RAI dai partiti, la segretaria del PD, è meraviglioso. I ritardi di questo governo rischiano di mandarci in procedura di infrazione con l'UE. Qui si riferisce alla mancata approvazione del Media Freedom Act. Insomma, ogni occasione è buona per ventilare il rischio di procedura di infrazione. Adesso, quindi, appena ti muovi rischia di arrivare alla procedura di infrazione della UE. Gran finale: la cultura deve essere libera e indipendente, dice la segretaria del PD.
È come se Bukowski ci avesse ammonito sui rischi dell'alcolismo, è come se Cicciolina avesse vantato le lodi della continenza. Non mi avventuro in ulteriori analogie, vi dico solo che bisogna innalzare un monumento all'inarrivabile talento comico di Elly Schlein. Grazie a tutti, a presto.